Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una micro pillola del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo sia delle elezioni di Trump, cioè delle passate elezioni e perdita di Trump, e delle big tech che hanno praticamente imposto all'opinione pubblica di non sapere più niente di quello che voleva dire l'ex presidente degli Stati Uniti. Questo fa sempre parte di una, come si dice, divulgazione sul sistema in cui viviamo, che volente o nolente è il migliore che abbiamo. Ma prima di fare questo vi ricordo che il De Maretto Veneziano sono sul tubo, se volete iscrivervi e lasciare anche un super like è sempre ben accetto. Poi anche che abbiamo il sito capitano.altervista.org, i link sono sotto qui in descrizione dove potete scaricare gratuitamente 20 ebook con le spiegazioni dei circuiti radionici e quadranti radiostesici. Abbiamo anche una sezione shop dove si possono acquistare dei servizi professionali. Vi ricordo che una consulenza Marietto Veneziano è di 20 euro 45 minuti pagabili tramite PayPal. In più, vi ricordo che abbiamo riattivato il gruppo di Face dove d'ora in avanti, verso le 11 di mattina, il vostro Marietto Veneziano, a cadenza un po' così random, farà delle sibille interattive gratuite. Siete tutti invitati, eh? Basta che vi iscrivete al gruppo di radionica radiestesia, parologia ed ermetismo di Edgar Marietto Veneziano. I link li trovate sempre qui sotto in descrizione. Abbiamo anche un gruppo di Telegram. Bene, detto questo, parliamo un po' di questa alzata di scudi che in Italia ha preso vita, ha preso fuoco, quando a un certo punto queste società ICTIC, no, o Big Tech, chiamatele come volete, hanno iniziato a praticamente all'unisono a bloccare i Twitter o i messaggi dell'ex presidente degli Stati Uniti. Chiaramente in Italia, per mancanza di conoscenza, subito dibattiti a non finire sulla libertà di parola, di espressione e di tutto quello che uno vuole dire. Perché si parte sempre dal presupposto che noi viviamo in un paese con libero arbitrio e la libertà di poter dire quello che vogliamo e pensiamo. Purtroppo molti non sanno una verità importante, è che tutte le società di informatica a livello mondiale prendono la loro tecnologia e le loro forze dallo Stato federale americano, cioè dal Pentagono o dalla NSA o dalla NASA. ARPA è stato praticamente il nonno di Internet, lo stesso microprocessore di Intel e lo stesso software di Windows. Infatti, chi è vecchietto come il sottoscritto si ricorda che prima c'era IBM, poi per questioni che solamente lo Stato federale americano, cioè praticamente l'esercito, sa, praticamente IBM è stata soppiantata da un certo Bill Cancello, che ha fondato poi quella che ormai sappiamo, la Microsoft. E quindi di conseguenza lo Stato federale americano, cioè l'impero che sta governando il mondo, ha lanciato via questo software house, è diventato una delle più grandi. Quindi di conseguenza cosa voglio dire? Che praticamente queste big tech sono solamente dei anfitrioni, dei surrogati del pensiero di chi governa realmente negli Stati Uniti. E visto che c'era una lotta schizofrenica negli Stati Uniti fra America profonda, cioè quella tedesca e germanica, e quella inglese, si vede che purtroppo la sponda tedesca, diciamo così, ha avuto la peggio ed è stato messo, tra virgolette, al potere un presidente che ha una certa età e che sicuramente farà solo un mandato ed è stato in tutti i modi messo a tacere questo Trump, questo signore qui, che volente o nolente in un social di qualsiasi tipo un personaggio come lui tirava, cioè faceva boom boom, cioè faceva cassa, nel senso anche averlo voluto tacitare ha chiaramente indebolito questi social. Ma purtroppo dallo Stato federale, dall'impero, l'ordine era chiudiamo le porte a questo signore. Vi ripeto che vostro marito aveva visto che lui avrebbe vinto ufficialmente, cioè nella realtà le elezioni, ma
purtroppo hanno deciso, quelli che stavano sopra di lui, che doveva finire il mandato. Quindi tutti quelli che starnazzano che è stata tolta la democrazia, bisogna capire una cosa, che non esiste un tipo di democrazia come ci immaginiamo noi. Noi siamo stati satelliti. L'impero, diciamo che è il nostro alleato, ma è un eufemismo, noi praticamente siamo dei surrogati e dobbiamo capire che questa è l'unica soluzione che abbiamo ed è la migliore. Quindi tutti quelli che hanno fatto dibattiti sì importanti sul divieto o l'accesso di diritti per poter esprimere la propria opinione, non si rendono conto che queste big software house, chiamatele poi come volete, big tech, no? Non sono altro che un surrogato di un corpo militare che appunto è presieduto dagli Stati Uniti. Quindi non c'è nessun, come si dice, contraddittorio. O si fa quello che dicono loro, giustamente, perché ve lo ricordo, Marietto, noi stiamo vivendo uno dei massimi splendori che l'umanità ha avuto negli ultimi 6.000 anni. Certamente i detrattori diranno che non è vero, però purtroppo per loro e per fortuna per noi è quello che noi abbiamo davanti agli occhi, no? Quindi chi decide a stanza e bottoni veramente ha deciso di segare via chi ha vinto le elezioni e adesso ci dovremo aspettare un periodo molto particolare, proprio perché, come ha detto Marietto, viviamo in una situazione in cui siamo sotto degli influssi planetari estremamente impegnativi e fino al 2029 purtroppo non ci sono delle soluzioni facili per molti. Ok, era solo per raccontarvi perché ho avuto delle mie amicizie che mi hanno contattato per chiedermi come mai è stato bloccato così facilmente, sebbene era il presidente degli Stati Uniti. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.